Saluto a tutti, questo è il secondo attoppio di questo podcast che sospende a piso questa qualità del sardo in media, no? Oggi è una questione con operatori dei media e con un linguista che vi sa presentare il prosatrato. È una questione più scritto di come si va a presentare uno delle giornali tutto il tisi, di come si va a conservare questa qualità del sardo in fende informazioni, ma pure vende trasmissioni spaziali, breviari oppure di approfondimento. E tradotto c'è di assettiare, di buoni in assento in questa varina. È una questione di gente, però pure di produzioni, di organizzazioni e di lingua. Deuseo Alessandro Mongili, sei professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Padova. Ha introdotto l'interesse di circa minuti c'è narauso sul rapporto tra tecnologia e lingua minacciata, minettata. Invece tengo tre ospiti oggi, tre non strani, sono ospiti, amici, narauso, che si presentano. Il primo è Antonio Ignazio Garao, che è un giornalista, pubblicista, conducitore del programma in sardo, poeta premiato e connoto, traducitore e interprete nei tribunali, onde ha fatto una vaina da importo recentemente, e maestro da sardo. Saluti a tutti e grazie. E grazie a tutti di essere accudi con noi. Simone Pisano è in Siena, noi siamo in questo apposento con noi, i suoi professori di dialettologia e linguistica del contatto in sua università di Strangioso di Siena, è studioso del sardo in aspetto morfosintattico e verbalisi, di fonetica, cioè di storia dei sfuedus e della pronuncia sarda, e di fonologia storica e di storia del sul lessico, e poi traballando a pizzo di un progetto di informatizzazione del sardo guardato in sudisterro, e si occupa da lavoro di pianificazione dell'Imbasa de minoria. Grazie a Simone, poi si accudi via sta impegnato me da oggi, ma se si accudi noi e tutto manca sia stesiao. E a Salvini Gianni Zanatta è un amico che tutti conoscete, poi sta presente da due a Borsa Sassadi, uno delle giornali che produce, ma esso tenete una carriera professionale lunga a me, da 40 anni, ha lavorato in movimento dei Radio Libera in Castello, come in Daici, poi sta televisione, sta comunicazione, sta televisione d'Orra, e poi 3 anni si lavora in su TG in sardo, da Sardegna 1. Saluti a tutti, mi pare che scetti dentro sul maestro professore, dunque sa. Non ti volevo. Non è stata una perché. Non ti volevo così. Pensando su come con tu Gianni proprio. Ti volevo preguntare questa cosa, come ti quali punti i problemi per un anno sono narauso che devi affrontare poi vai d'uso dalle giornate in sardo d'ogni di cindi punti a cari punti narami. Dunque Sardegna 1 non vari telegiornali si scelti, è stata televisione è tutto tradizionale, no? Narramo di aici Generale no, è generalista qui trasmettere teatro, musica, da tutto in sardo, su delle giornali in sardo, tenere una rubrica vero, Novas del suo mondo, che conta de Novas, che arriva da università dell'Europa, dell'America, e su delle giornali. Il problema è che ci diventi immerso, vai su TG, è sempre una cosa difficile, no? Toccherà con te Novas, e questa cosa
di importo con Mimmi poi sono splendenti dessa qualità di certo, su sardo. Con Mimmi adesso la rende una cosa, una ricetta particolare. Sa qualità del su sardo è l'importo con Mimmi, ma non è stessa cosa così importante. Devo giornalista e dunque sa professione mia e si usa da contare novasa da contare in maniera giusta, perfetta. Non si può intendere verità, questa verità non c'è né in novasa né in un altro luogo. verità sostituzione Se è questione di fai comprendi il fatto che contavo in novasa è tutto cercando di vai a ribai sa nova da Savogao su messaggio da Sazzeracca su dottore su professori su manorba tutto se devi comprendi che le punti snovasa e detta se si può dendi cada contauso snovasa dunque questa prima cosa con me è di impreai in maniera chiara e semplice sapuardare in sardo pure ma contai in novasa è una sfida una cosa no proprio non è una cosa voi già in Sardegna uno già in sapete su 90 su 900 già dovere a Sardegna uno con Piersandro Pillonca un compagno eravamo collega famoso il suo e con Paolo Pillonca che era sa regionata dunque la Sardegna uno già in anni su sapete negli anni 90 e su comincio degli anni 2000 già era sperimentando questa cosa potete essere punti sul serio questa cosa di ogni rippo non di questionare e noi Sardegna e torrendi è su progetto poi cercare de bonni su sardo a intro sul sistema dei media il problema sta di punti diversi ma questa cosa per me vede importo è che il problema dello smallo è sempre questo di cercare di imparare una lingua una fuedara che sia che tutto possa comprendere posso comprendere certo sì io sai sì decidete no questa è una cosa semplice Sardegna 1 è a televisioni regionali non sei accademico no? Non sei professore non sei un maestro e dunque non posso poi dare de qualità di vera de susardo devo usardo che è sti castellaio roschettotto ti volevo in capo non sei stato chiaro scusami tengo a senso ma tu hai detto voglio arrivare a sta gente no? Che sia questa qualità in solo e secondo lui questo obiettivo questa vonna da ci fermare bene scusa fu un usardo castellaio con fuedo su Campidanese ma cercando di impreare fuedo sulla nostra testa comprende di ogni parte di Sardegna di ogni tipo di sardo sul Logudoro della provincia del Nuoro di Tattari e di Sagallura e è difficile questo è un problema perché tutto quando si imprendi fuedos che non si tanta in altri territori tanto vorrei fuedos tecnici sono punti difficili di vorrei in sardo ma questa cosa normale come ti lavatrice in italiano e in sardo che si vuole salvatrici capita salvatrici tu comprendi ti rotto certo salvatrice ma che certo. Un salvatrice non è di sardo sono macchina sciacquadora vorrei essere meglio non uscivo come in inglese washing machine esattamente
E certo, questa è una vaina complicata, devo dubio e devo apprezzo me, questo è un trabalho che è cambiando, non va questo paesaggio, un lauso mediatico, e pure adesso usardo, e dunque tu su fuetto su no, poi quando dopo puoi dare le cavallette. Poi mi mesti una cosa semplice, spedizioni, sì. Ma a puscioverao un fuetto che te conosco, che sempre in Casteduro, Pipizziri, ma in ogni luogo differente, Pipizziri differenti, cioè cavallette si può dire in mille maniere differenti, questi la tapegnata, cioè come il pipistrello, c'è una sorrondetto, ma dall'altra parte una tapignata, in altro luogo cioè d'ogni abita te un vueto poi questo vueto, ma questo è una cosa normale, questa si suededi quando puoi dare su de fueto su de agropastorali, su de aici, de ambienti, de animali, de flores, de matas, d'ogni luogo tenere una maniera differente. Certo. Quando puoi dare de fueto su tecnico su molto difficili da vorrei pensare. A volte da inventare, da chi ricercare, insomma. Italianizzando i voli. Certo. Carico una volta. Quando si fai comprendi, che si ascolterà. Antonello, grazie. Antonello, a tu questa pregunta sta in villa, da voi tu non vai su telegiornale, però vai su trasmissioni in meta, questa è la verità, no? E tu pure quali punti problemi con su sardo? Tu sei un poeta, penso che tenga una conoscenza a manna mera de vuedus e de rimas puro. Però penso che agatta sa problema su tu pure, no? Difficoltà si non funti vagus oita non seuso avvesuso a questionare in sardo e donamos attento che non pure se figlio de una generazioni de pabbos e mamma nostras che l'ompius prusomacus a capo dei anni 60, primizio dei anni 70, antinao, forse si può desigiare una marcia in pruso e meglio sono di spesai in italiano a film nostro. E in Saras su sardo nostro a volte non è un sardo de brazzò, un sardo de ditta come si, ma su sardo deus imparau per i via con sa gricca dei amigos e i seguenti. Dunque ananti de una su esse paga fesu su a questionare il sardo e ananti dessa bisogno di assentare su sardo, dessa bisogno di questa comunicazione moderna e finza di uso scientifica come ti ponelli Gianni, tocca da tenere un metodo, uno criterio. Su criterio gallesti, su criterio esti che si sardo tenere su fuetto tu maniciaus e io so deppi tenni finza su tempo su desi si castiai 2 o 3 vocabolari su cose che a volte sa dolo male non tenevo se ho sempre impressi Gianni non dannao ma volta se s'annova dove sapresti finza sa detta già se non da tonao su no su nanti si mancai da donna da un'altra testata, un'altra radio, un'altra televisione e questo a porta se fai perdi un pacchetto di qualità. Se no su in sardo da deneuso su quello del peso mangiare, se no da deneuso tu vi causa in prestito dell'italiano poi scoprende che funti cultismo su internazionale. Se dopo fai un elettrocardiogramma e come ti sa brufura penso del dinare a barra dell'elettrocardiogramma e chi nemmo sull'era da ma no è sardo ispurista da lingua cindati differenzialista ischia ascensori dinanzi a sussatori ci vogliono da assuso e quando ti cicavano da 5 gradi a giosso e te una vasciatori fai da te su telefono 30 anni fa internazionali secondo
componenti del suo fueddu che arrivano da Sarei con tutto dei porta. Sara, se si deve poi fare fisioterapia, faccio fisioterapia. Questa è una maniera di arricchire il suo sardo. Cosa presto sa difficoltà di Lisandro è che su sardo, mentre l'anta in linguista se si studioso su, poi è un friend in meda si spinta dell'italiano e noi è chi soffre in sa competenza linguistica del nostro fuedatore. E come che noi in conca due volte se questa due lingue si funti di apprendisia per arrivare tira in cui che besso Deo. E da un aro che noi su doferi de assicurare un minimo di qualità linguistica tenendo in coscienza che l'italiano è in trendi e rappresenti i fueddu sul lessico e sta rappresenti sa morfologia, sa sintassi, sa morfosintassi e finza sa semantica e significato. Sarà sa itabolunai parli mio Gianni e Lisandro e professore Pisano non so tenere su doveri del sinarragodai che in sardo poi rai su concetto italiano di cugino si narra fradivi si è masco e sorresta si è femmina. Teneo su doveri del sinarragodai che poi vonni savezza arrostita poneo su in sa cadriga e non in sa graticola. Teneo su doveri del sinarragodai che i mesi dell'anno, funti gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, lampada, satreua e ai ci si chiede non giugno e luglio. Cosa che invece se intendenti non scetti messa lingua dei fuedatori, dei cristiani ad ogni dì, ma finza se questo mi dispiace da donai, messa lingua dei conduttori in meda, dei programmi in radio, in televisione, dei colleghi giornalisti chi ientadeppi a volte su tempo su desi due stentai po fungudai su innoscinti su inosarragodata e po assicurai questa qualità perché se si chiusa ici dove essere a rischio che non si sbisuriamo su satro a capo con una battuta una Maria de anno sei moi una collega nostra che fu facendo un servizio in conto dessa di essa Sardegna sul 28 di aprile dia da nao aici che oggi sa festa la sagazzata dei Piemontesi fui guidando bella cosa 631 poi accanto del Bessi fuori da Carreva poi che mi ci fu di scappare un sorriso per due ragioni il primo che in sa lingua di ogni dì, di ognuno del nostro, è bene a 9 anni che devo questionare a tutto, su questa vocava sua storia. In sardo sa cazzata è la sciocchezza, no? È l'icura cosa. In sardo uno si domanda, ma i piemontesi sono attivato merda, cazzata. Però mando via le guste. Ascolta Antonello, quanta cazzata non hai fatto? Ma non credi appunto di gusto tre cose stica tre cose stica sa cazzata sa cacciata in alla da Campitano e il vomito sull'inviessi del suo stomaco sarà sa bombito da uno che so che accendi su che si dennai avanti da un microfono sa cazzata dei Piemontesi su bisogna a due pensare fustilendi no sui asinao è da interesse però mi veniva un'idea no? Chi aborta sa po' nobilità e su sardo si imperanta poi anche sta cazzata appunto che secondo Aissus si imperanta bene di italiano e dunque se più sardo invece di imparare sta bocata o un altro vuoto che questa sensibilità di aborta se intende documenti più volgari senti più sardi invece se questo vuoto cioè è difficile come beh tanto no, di sport quando licenziato l'allenatore in certi pochi allenatori è una cosa normale si un po' mi bisogna dire ci dà tipo gaffo e sta gente tu comprendi di volo tu comprendi bene e a bordo italiano sta gente lo comprendi di tanto è scritto in una maniera barocca no? In giornali no a bordo
Deo mi domando, anta comprendi questa notizia, questa noi che dona su dalle giornali che pare che sia da una riunione della corrente Dorotea del SBC. Si posso aggiungere una cosa, E per basta questa teoria mia è questa, che sì, sa radio e sa televisione ancora teniti una rolla, una rausa del modello, un normatore, pensa se sa carriera linguistica, si è vero questo e si ancora esteso. Ed è un aro che i conduttori, ma pensa se i radio e le televisioni si debbi assicurare una qualità, uno standard linguistico che è sciadoso. Transcendi il rischio di intendi in radio e in televisione da favorire questo processo di lessificazione, no, questa riemprasatura, no. Luca, sei in media come tu la scuola praticamente, lo vago. Un pachetto, ok? Questa è solo la voce da vedere su media, a parte il mio, debbi disciri che nipote di sesso femminile si narra netta, non ne modetta. Questa è solo non si può dire un vedo che mi costavo politicamente, questa politicavo un partito, questa narrata Sardegna netta e molti. Ok. Professor Pisano, c'esti? O sin de fuio? Si brumbio. Fusteti stati ascoltao is cosas che us now, però fusteti esti un esperto pro de nosotros de lingua e de lingua de contatto, de linguistica, eccetera. E sa pregunta che diversa fusteti è questa, commenti naturalmente fusteti poi rispondere a su che bessi appello in noi volo, però mi da interessare commenti fusteti adatta da nostra situazione del sardo in media sendi adatta in campitaneso mi pare che in Nuoresu vuole altra cosa, no, vuole cattare, a sapere, no? A cattare pure si può andare. A cattare, ma in capitaneso a cattare vuole altra cosa pure. E sa, come ti dà come ti dà gatta da fusteti? Ma dobbiamo narrare che nammo su tempo che potremmo intendere de programma televisivo in sardo ergalo pacco. Noi siamo cada dia intendiamo meda de prusu programma in italiano che non programma in sardo, e tanto questo è il primo problema. Commente annau Antonello, devo molto Antonello che siamo amici, non facciamo certo. Non lo occupavamo. Commente annau Antonello vi ponande sa competenza che è attiva e che è vinzas attivata prusa si spissu è sa competenza dell'italiano, tanto cussa ST a forasa. Este una nuova bella su fatto che come bisogna programma in sardo puro, e tanto questo è una cosa che non spiacchete e non fa che bene. Poi va da narrare attero, provare uno travallo fatto bene, biccheret dinare, biccheret gente preparata che potata finza a studiare, provare un travallo da importo in sormedia televisivo e radiofonico. Non è che naschimmo su che in un microfono o naschimmo su fa vedere in televisione e fa vedere in sa radio. Tanto questo è un altro problema. Tanto non è che dobbiamo separare sa gente che è andata in televisione o che è andata in sa radio a fa vedere, però podimmo commentare non so stranzo che sono in studio puro, e podimmo cercare
dare un livello buono di competenza de sardu, che su sor media sono uno modello. Va a narrare chi oggi su modello non è spezzi a televisione, non è spezzi a radio. Bisogna vinzas a atteros o medios de comunicazione, ma scamente deuso antico, ma so vinzas e siu dai Facebook, però Facebook pro sos anzianos, poi TikTok, Instagram e gaisi kinde bisogna atterar maneras de comunicazione e in custar dies e in custos ultimos annos semmus vinzas aviende meda gente chi este impreande custor medios novos pro facere contenutos in sardu e andao vinzas a visibilidade a questa limba chi er galo grande pro entrare cada die in sa vita nostra. E poi va bisogno di altre cose. A su sardu deve entrare più si spesso in sa vita de sa gente de so sardos cada dia, tanto in sa scolas, tanto in sa pubblica amministrazione, ma questo è un problema che conosciamo e che però in qualche maniera è andata parisi kin su problema della televisione e dei media radio televisivos. Grazie. Così un po'. Dunque, secondo Fustei, su questa questione professionalizzazione, ma ci ne conti altre delle questioni più linguistiche proprio? Bisogna che ha studiato pure questo tema. A Doluman a creare un nuovo più precisamente. Deo penso che un livello minimo di competenza attiva de sardu e un livello non naro de native speaker, ma de qualche cosa che l'assimizza a biccheria in sos programma televisivos. Mascamente prosuchi per tocca su sardu de sa banda e osso e va bisogno de ischire chi ottu este sortu e ottu este otto numerale. Tutto una serie di problemi finza de fonologia sono importanti e case murdande un modello che si deve narrare su vocu o su vogu e non su focu si deve tischire proite sonande custo che proprio sa fonetica assi spesso este sa di narrare su primo livello che sa gente li nos ascoltata sabizzata si semur faveddande commente gente chi su sardu tra virgolette l'ischiti faveddare o parete istrocchende. A domando questo livello beste mascalmente in sa gente in sos anzianos sa gente che è spesata in sardu. Poi certo noi che deppimus fare un esame a tutti os che andano in televisione, però una sensibilità in cruzo che questo è un problema forse si vedi a chiarere. Andà bene, grazie. Dunque a nostro ciri su sardo praticamente. Tornauso e piemontesos. Nara Ciciri. Ecco, volevamo intendere radio sintonizza televisione. Che un commento de vosatros d'uso, la rausa, a pizzo del suganno su professore. Devo sono d'accordo con l'analisi che ha fatto il professore Pisano e nato finza questo, che
forse se l'ompi a sora, ma Trifud fai una proposta, Alessandro, forse se l'ompi a sora chi nosu operatori di questa comunicazione, giornalista o non giornalista, ma chi ne fai di programma in radio e in televisione, chi magari si videas una D, fate un attore, una 2 o 3 ore e si vede su una ragionata. Ok, e tu? Stai? No, tu parla bene. Vabbè. Questo mi va a dire. No, non mi piace. Troppo da importo, no, sono d'accordo con il professore, ce ne manca altro. Tocca la ponni a regola, sa no, a noi su. E con una regola ha detto sport, di sicuro. Posso che per toccare questa professione mia sul livello esti un altro lavoro. O mi sa regola, manna esti di rispettare sa regola giornalistica, dunque sa nuova. Mi ricordo sempre un fatto che succede in suo tempo su Assà, quando avevo il tichetto, ma già a intro di questo mondo del giornalismo, vengo su consiglio regionali, a un certo punto arrivano i consiglieri in sala stampa e si vuole fuori ed fate un giornalista ha sempre scritto bene, ma era bravo, vuole scrivere eccetera, e devo su questo giornalista e sa un collega, un compagno di traballo così esperto, Rosmana, un momento onorevole, caro, se si scrive bene vorrei fare scrittore, ma non vorrei fare giornalista, di sicuro. Dunque fuori di questa cosa devo poi dai su sardo bene meno sui contra con me de conta in Novasa dei seri bene in Novasa sa regola principale. E difatti se poi argomenti linguista non sono normativo ed è un approvato. Scusami, mi scusi professore, ma dopo userai poi a suo tempo si spaccia mi dispiace e dopo concluire e mi pare che punti bestia appello due cose, cioè narauso commentiamo la qualità di questo prodotto a una parte e la qualità di questa lingua a un'altra, la cultura professionale a una parte e l'interesse posso usarlo a un'altra. Molte cose mega importanti, spero che sia incontrenti e che stiano a pari può migliorare il suo servizio di chi sta su Arduino Media. E poi ricordare che si questionando per scritto di old media, come si narra in inglese, stanno dei media che si producono in un luogo e andano a farci da me las persone. Da oggi punti come ha ricordato il professore, the new media, come si narra in inglese, stanno tutto sul mondo del web, internet, eccetera. A onde si anda da medas a medas e pure questa professionalità è tutta un'altra cosa, questa competenza è tutta un'altra cosa e su sardo è nasce più in quel mondo che in questo. Ok, con questo torno grazie ai amici ospiti. Grazie Bosato. Grazie a Antonello, a Gianni e al suo professore Simone Pisano de Siena e agli attivi tecnici e tutti che aiutado a sta prossima usa questione de produzioni in foras de Castello e in foras dei old media. A esibire con salute, adioso e grazie ai ascoltatori e alle ascoltadoras. Deu onda.